Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rende si ferma per i funerali della famiglia Giordano, proclamato il lutto cittadino, l'ultimo saluto lunedì alle 11 nella chiesa di Santo Stefano. Intanto dalle autopsie emergono particolari macabri. Blitz dei carabinieri al cimitero di Vibo Valentia, militari con l'aiuto di unità cinofile alla ricerca di armi. Si viaggia a senso unico alternato sulla statale 107 che è stata riaperta al traffico, proseguono i lavori di messa in sicurezza. Seguono il dibattito soprattutto in televisione, in molti ancora non hanno deciso se il 4 marzo si recheranno alle urne, sfiducia nella politica. Ha seminato il panico ieri sera a Rennes, i carabinieri hanno arrestato un 55enne cosentino che ha prima tentato di rapinare 2 donne, poi armato di pistola ha compiuto il colpo in un sexy shop. Lunedì sera il clou della Serie C al Marulla va in scena Cosenza Regina, punti pesanti in palio per Rossoblu e Amaranto. Il Rende domani ospita la Racing Fondi, il Catanzaro cerca il riscatto con l'Acagras. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, lutto cittadino a Rende, la città del Campagnano si ferma per i funerali della famiglia Giordano. L'ultimo saluto lunedì alle 11 nella chiesa di Santo Stefano, intanto dalle autopsie emergono numerose ferite di arma da taglio sui cadaveri di madre e figlia. Gianluca Pasqua. Coltellate e colpi di pistola. Le autopsie effettuate negli ultimi giorni sui cadaveri della famiglia Giordano sono servite a cristallizzare la sequenza delle ferite inferte ai corpi durante la mattanza nella villetta di Via Malta. Le 3 lame e le 2 pistole trovate sulla scena del crimine sono state utilizzate in rapida successione per uccidere e uccidersi. Salvatore Giordano, questo appare chiaro, secondo le risultanze degli esami autoptici, avrebbe infierito particolarmente sul corpo della figlia Cristiana, devastato dalle coltellate e colpito 2 volte con i proiettili esplosi dalla 357 Magnum e fatalmente alla nuca dalla calibro 7,65. Ferite da arma da taglio sono presenti anche sul cadavere del figlio Giovanni, finito da un colpo di pistola che lo ha freddato. Molte coltellate anche per la moglie Franca, uccisa sull'uscio da 2 colpi di pistola. E sulla giovane figlia che si è scatenata l'ira del genitore? Non è detto. Nelle fasi concitate che hanno caratterizzato quegli attimi di follia e terrore tra le stanze e il corridoio può essere successo di tutto. I familiari di Giordano sono stati sorpresi presumibilmente nel sonno, ma una volta resisi conto dell'imminente pericolo avranno tentato di opporre resistenza. Non è stata certo una sequenza ritmata, fatti di colpi inferti con un ordine ben preciso. Il presunto accanimento sulle donne potrebbe essere solo una conseguenza dei movimenti sulla scena, della maggiore reattività dei soggetti aggrediti, e non il frutto di una particolare veemenza nei confronti dell'uno o dell'altro. Per questo saranno gli esami balistici e genetici ad aiutare a ricomporre la scena. La fase di acquisizione delle informazioni tecniche è in corso ed è probabile che venga effettuato un ulteriore sopralluogo per approfondire le ipotesi emerse nelle prime ore. I dati, raccolti dai vari professionisti all'opera, sono come tasselli di un puzzle da ricomporre pazientemente per tentare di ricostruire le fasi della tragedia. I carabinieri questa mattina nel cimitero di Vibo con l'ausilio di unità cinofile probabilmente si cercano armi, vediamo. Mattinata movimentata al cimitero di Vibo Valentia per un blitz dei carabinieri che in forze si sono presentati anche con le unità cinofile. Bisogna capire il perché. Affiancati dai colleghi dello squadrone cacciatori e del nucleo cinofili, i militari della compagnia carabinieri di Vibo Valentia hanno effettuato un controllo a tappeto all'interno del cimitero. Verosimile pensare che l'attività si sia concentrata soprattutto alla ricerca di armi, così come sta avvenendo da qualche settimana, con un intenso lavoro lungo il territorio provinciale che ha portato finora ad importanti risultati. La decisione di allargare queste ricerche anche all'interno del luogo sacro si presume possa essere collegata ai recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolto il custode, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco nel corso di un vero e proprio agguato avvenuto una ventina di giorni fa durante l'ora di chiusura pomeridiana.
L'attività degli uomini della compagnia, passando al setaccio le aree cimiteriali, è durata alcune ore, con i militari che si sono mossi con attenzione ma con la doverosa discrezione, tra i tanti che in questo sabato mattina si sono recati come d'abitudine a porgere un saluto ai propri cari. E poi parliamo ancora di Vibo, perché c'è una notizia che vediamo insieme sulle agenzie di stampa. Ignoti hanno esploso la notte scorsa diversi colpi di pistola all'indirizzo di un distributore di carburanti Esso a Filandari lungo la strada provinciale che collega la frazione Messiano e Vibo Valencia. È stato lo stesso proprietario a segnalare i colpi di pistola ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Al vaglio degli investigatori le immagini degli impianti di videosorveglianza. Non è la prima volta che il distributore viene preso di mira. Anni fa era stato un ordigno esplosivo a causare ingenti danni all'impianto. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Ha tentato di rapinare 2 donne, poi ha compiuto un colpo in un sexy shop, ma alla fine è stato individuato ed arrestato dai carabinieri della compagnia di Rende. Si tratta di un 55enne di Cosenza. L'uomo, che ha seminato il panico ieri sera nella città del Campagnano, è stato trovato con addosso una pistola a giocattolo. La refurtiva è stata restituita. Evacuata un'abitazione ad Oriolo nel Cosentino, è proprio il centro storico ad essere minacciato da una frana. Lo slittamento del terreno interessa anche il castello dell'antico borgo. Lunedì mattina ha convocato in regione un tavolo tecnico per affrontare l'emergenza. I carabinieri di Spilinga, insieme a personale specializzato del nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria, hanno sequestrato l'area su cui sorge un'attività artigianale di riparazione elettrodomestici e apparecchiature elettroniche. Il titolare della ditta, un 64enne già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla Procura della Repubblica di Vibo Valencia per gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato dalla polizia a Rossano nel Cosentino un 44enne romeno. L'uomo, sorpreso mentre picchiava a calci e pugni moglie e figlio. È stata la donna a denunciare. L'uomo è stato portato nel carcere di Castrovillari. Un involucro contenente marijuana è stato ritrovato dalla polizia nel centro d'accoglienza straordinario a Paola nel Cosentino. Gli agenti, nel corso di alcuni controlli con l'ausilio di unità cinofile, hanno individuato la sostanza stupefacente. Si viaggia a una sola corsia a senso unico alternato nel tratto della strada statale 107, interrotto nei giorni scorsi per la caduta di massi dalla parete rocciosa. I rocciatori dell'ANAS continuano a lavorare e il cantiere resterà in funzione fino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza del versante. Gianluca Pasqua. Missione compiuta. La 107 Silana-Crotonese è di nuovo percorribile. Nella serata di ieri i tecnici dell'ANAS hanno dato il via libera alla riapertura del tratto di strada interessato dalla frana caduta dal costone nella località Castagnello nel territorio di Paola, e alle 21 circa è transitata la prima navetta di collegamento tra la cittadina tirrenica e il capoluogo Bruzio. Come era previsto, è stato predisposto il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico sulla corsia esterna. Il transito dei veicoli è protetto dalla barriera di container sistemati sulla carreggiata adiacente al costone. Altri eventuali cedimenti, dunque, non metterebbero a rischio automobilisti e autotrasportatori, perché il materiale roccioso finirebbe nell'area cuscinetto tra il costone e la protezione. I rocciatori del nucleo speciale dell'ANAS e il personale su strada continuano a lavorare, aprendo dei varchi di accumulo. Bisogna assicurare la completa sicurezza del versante, gestire e monitorare il traffico, modificare la segnaletica in considerazione delle condizioni del cantiere su strada e sulla parete. L'area è stata illuminata per consentire la massima sicurezza anche nelle ore notturne. Protezione civile e polizia stradale affiancano l'ANAS in tutte le operazioni. Questa prima fase durerà una settimana o forse 10 giorni. Poi si dovrebbe procedere alla rimozione dell'impianto semaforico e alla riapertura del tratto nei 2 sensi di marcia, ma con un restringimento della carreggiata e quindi a velocità ridotta, in attesa di compiere degli interventi strutturati sul versante che consentano di metterlo in piena sicurezza, ripristinando le condizioni normali di transito. I cittadini e la politica, un rapporto complicato soprattutto in vista delle prossime consultazioni elettorali. I dibattiti si seguono in TV, ma cresce la sfiducia. Anna Franchino.
Oggi l'inchiesta la facciamo fra la gente per capire come si vive questo momento elettorale e se la politica suscita ancora l'interesse dei cittadini. Quali sono le problematiche che la gente vorrebbe che il prossimo governo nazionale affrontasse e soprattutto se deciderà di esercitare il proprio diritto a scegliere il nuovo Presidente del Consiglio. Siamo diventati la Repubblica delle banane, che ci fanno le leggi elettorali come vogliono e noi non contiamo e dobbiamo prendere quello che ci viene dato. Lei ha deciso di andare a votare? Certo, andare a votare è un diritto e tutti quanti dovrebbero andare a votare, perché se no non ci possiamo lamentare. Se non votiamo poi cosa ci lamentiamo a fare sulle piazze? Invece è un diritto costituzionale che noi dobbiamo andare a votare e dobbiamo saper scegliere, e quando si va a votare ognuno sceglie quello che deve votare. A me del candidato interessa relativamente, perché so bene una cosa, che un candidato scadendo di Cosenzo, di Rogliano, di dove lo mettiamo, poi non inciderà nella politica nazionale. La politica nazionale è tutt'altra cosa. In molti pensano che dopo il 4 marzo si tornerà a votare e si sprecheranno ulteriori risorse. C'è la necessità poi evidentemente di ritornare a votare e questa è anche un'altra questione molto delicata, perché una votazione in Italia costa intorno a 300-400 milioni che potrebbero essere utilizzati naturalmente per tutta una serie di questioni. Noi sappiamo come la situazione economica in Italia e quanta povertà c'è. Se non si assume una responsabilità su questi elementi vuol dire che c'è una scarsa sensibilità da parte di tutti i partiti. È un'elezione inutile, non serve a niente, si sprecano solo soldi inutilmente e la gente dorme sotto i ponti. Tanto non si farà il governo perché non raggiungono una maggioranza, quindi perché andare a votare? E poi per chi votare? Con 103 partiti, perché votare? C'è amarezza e delusione, ma nonostante tutto c'è chi ha le idee chiare. Il momento è molto difficile, critico, e in questo momento difficile, quando ci sono le elezioni, è sempre un momento importante perché è un momento di democrazia, dove ognuno di noi si reca alla cabina, esprime il proprio voto, il proprio consenso e quindi in questo momento ognuno di noi deve dare un grande contributo di cambiamento, perché poi ce la prendiamo con i politici, ma il cambiamento lo determiniamo noi elettori praticamente, perché stando dalla finestra a guardare per vedere se cambia qualche cosa, non cambiano mai le cose. Al 99% non vado a votare. Un voto di protesta? Non è protesta chi protesta, con quella gente che ci governa che deve protestare, sono tutti uguali. Perché non è politica, è affarismo la politica in Italia. Moltissimi gli uomini che abbiamo intervistato, con qualche eccezione alle quote rosa. Sì, andiamo sicuramente, ma ancora non abbiamo le idee chiare. Però state seguendo i dibattiti politici? Certamente. Le parole sono sempre buone, però dopo vediamo i fatti. Il dibattito politico, non c'è dubbio, tutti lo seguono in TV, ma non solo sulle reti nazionali, spazio anche ai network regionali. Lo seguiamo tutti quanti, qua si discute, si fa, è soltanto che si discute poco e non ci sono più sulle piazze, ormai si discute, il dibattito politico viene fatto in televisione, sulle piazze nessuno ci va più, come una volta. Certo, lo seguo come tutti quanti i cittadini che sono interessati a questa elezione, perché è un momento veramente particolare e molti cittadini sono veramente arrabbiati per come è stata fatta questa legge elettorale. Seguendo però non si dovrebbe andare a votare più. Per la gente che parla non ci dovrebbe. Se noi andiamo dietro a quelli che parlano non dovremmo andare a votare. Sono promesse che fanno loro stessi e usano noi per essere eletti. Questo cercano di dire che saranno gli specchi e chissà ci votano, basta. Cioè, sono allontanati dal popolo, dal cittadino, insomma, non è più come una volta. Chiedo aiuto alla giustizia, queste le parole di Monsignor Salvatore Nunnari, ex vescovo della diocesi di Cosenza Bisignano, che questa mattina si è recato in tribunale dopo il caso denunciato dalle Iene. Vediamo.
Si è recato in tribunale a Cosenza questa mattina l'ex arcivescovo Monsignor Salvatore Nunnari per, spiega in una lettera, chiedere aiuto alla giustizia. La decisione, dopo la vicenda della donna che ha raccontato alla trasmissione Le Iene di aver avuto una relazione con un prete che poi l'avrebbe indotta ad abortire, così come avrebbe fatto lo stesso Monsignor Nunnari, all'epoca vescovo della diocesi Bruzia. In questa vicenda umana dolorosissima e tragica, spiega l'ex vescovo nella missiva, non c'è nulla che possa chiamare in causa la mia responsabilità di uomo e di pastore della Chiesa. Al procuratore della Repubblica aggiunge: ho chiesto di andare fino in fondo perché giustizia prevalga, perché verità sia fatta sulle 1000 insinuazioni e accuse che continuano a piovermi addosso. Prego Dio, aggiunge, perché illumini anche la ragione e il cuore di questa giovane donna, ne rafforzi la volontà di elaborare il lutto per alleviare il dolore dell'anima per le decisioni prese tanti anni fa quando era molto giovane e inesperta. Nunnari fa riferimento nella lettera anche alla rete e alle aggressioni ingiuste. Sono, parole sue, pesanti come proiettili che, conclude, entrano nella vita di un uomo, devastando e distruggendo quel poco di quiete che la vita ancora ti riserva. A Gioiosa Ionica per l'inaugurazione del nuovo centro diurni per disabili. Vediamo. È un bellissimo risultato l'inaugurazione a Gioiosa Ionica del centro diurno disabili, che diventa luogo di incontro ludico e formativo per ragazzi e ragazze portatori di disabilità. Il centro è un'altra dimostrazione di quanto Gioiosa sia autentico presidio di democrazia, perché la sede che lo ospita era un immobile in mano all''ndrangheta, passato allo Stato dopo un procedimento che ha portato alla confisca dello stesso. Il centro diurno disabili è un obiettivo raggiunto grazie all'incontro tra associazionismo e istituzioni. Nutrita la delegazione delle associazioni, a conferma del circolo virtuoso che è stato realizzato per dare forza a progetti sociali di grande efficacia. Il centro diurno, che si trova in contrada Madama Lena e che vedete in queste immagini realizzate dal collega Vincenzo Logozzo, sarà uno strumento di aiuto per le famiglie dei ragazzi e delle ragazze disabili, un supporto utilissimo per gestire e soddisfare le esigenze dei giovani. Senza enfasi, una bella realtà da considerare con grande attenzione. Da Gioiosa Ionica a Cosenza, perché è stato presentato nei locali della provincia il libro Ritratti cosentini, vivere il presente imparando dal passato di Francesco D'Ambrosio. Vediamo. Ritratti cosentini, vivere il presente imparando dal passato. Questo è il titolo del volume di Francesco D'Ambrosio, presentato nel Salone degli Specchi del Palazzo della provincia di Cosenza. L'autore, attraverso alcuni personaggi che hanno segnato la politica, la società, la cultura e l'economia, ripercorre anche alcune tappe fondamentali della storia di Cosenza. È un omaggio alla città, alla memoria di mio padre, ma è soprattutto un omaggio a Cosenza per vivere alcuni luoghi, alcune persone, alcune epoche in funzione del passato e del presente. Infatti il sottotitolo è Vivere il presente imparando dal passato, e in questo libro ci sono ritratti di luoghi, cose inedite, rivelazioni particolari di persone che ho conosciuto, di persone che hanno rappresentato pezzi importanti. Parto dai miei maestri elementari per arrivare alle personalità, ma anche alle persone semplici che però spesso hanno dietro di sé storia e storie. In questo libro ci sono racconti inediti, svelati per la prima volta, come quello della pace politica fra Mancini e Principe, che per me rappresentano due punti di riferimento non solo nell'azione politica ma proprio come scelta di vita. Ebbene, raccontiamo cose che resteranno e incominceranno a fare notizia. Il rapporto tra archeologia e cibo è stato al centro di una conferenza che si è svolta al Museo dei Bretti e degli Enotri, sempre a Cosenza. Vediamo. La programmazione 2018 del Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza è iniziata con una conferenza che ha esplorato il legame tra archeologia e cibo, partendo dall'esempio degli scavi archeologici di Nora in Sardegna.
Il professore Beior ci viene a portare un caso studio che è quello di Nora, una città punica romana della Sardegna, dove lui lavora da oltre 30 anni. Si tratta appunto di un caso studio in cui si parla di come alcuni dati archeologici possono essere utili per la ricostruzione delle produzioni di un determinato ambiente, di un determinato contesto, e anche degli ambienti che vedono anche la conservazione di alcuni cibi. Il legame tra cibo e archeologia è un tema che, oltre ad aver suscitato l'interesse del grande pubblico in occasione di Expo 2015 di Milano, è sempre stato oggetto di attenzione da parte degli archeologi per le straordinarie possibilità di approfondimento che offre alla conoscenza del mondo antico. Da qualche anno, infatti, grazie ad un'attività di ricerca molto accurata, fatta di indagini specialistiche sui residui organici e analisi dei dati archeologici, si riescono a stabilire i luoghi di produzione e di consumo, le modalità di preparazione degli alimenti, gli scambi di materie prime o trasformate. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteincalabria.it. Sarà un fine settimana caratterizzato da un tempo nuvoloso con locali piovaschi per l'arrivo di correnti più umide da ovest. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nubi sparse un po' ovunque, con locali piovaschi, in particolare sulle zone ioniche centro-meridionali. Temperature stazionarie. Passiamo ora alle mappe di mari e venti. Domani poco mosso lo Ionio centro-meridionale, calmi gli altri bacini. Venti deboli meridionali. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteincalabria.it. È tutto, grazie per l'attenzione. Appuntamento a domani. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia, Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo. Noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.